Ciao ed eccoci qui per la recensione della nuova collezione autunnale di Kiko, Lost in Amalfi. Io ho preso 4 pezzi. Questi sono i pack esterni, quelli in cartone. C'è un mascara, un matita labbra, un rossetto liquido e una delle due palette. Io ho preso la 01, quella con i toni più freddi. Quella con i toni caldi non mi ispirava molto e ho deciso di rimanere sui toni freddi. Questi comunque vedete che hanno queste lavorazioni damascate, si chiamano. Comunque tutta la collezione è ispirata dalla costiera amalfitana, sia nelle sue porcellane magnoliche che nei suoi fiori e nei suoi frutti. E queste qui sarebbero le confezioni esterne. Questa qui sarebbe la confezione della palette, vedete com'è fatta? È fatta con questi belli, lo sfondo è bianco, però c'ha questi colori in rilievo, mentre il rossetto liquido e la matita hanno il solito packaging di altri rossetti e di altre matite della Kiko. E una novità, c'è il mascara che adesso nel frattempo vi faccio vedere, però prima di tutto volevo farvi passare una clip che ho registrato con il telefono di tutta la collezione. Fatto vedere tutta la collezione, vi faccio vedere la colorazione della palette che ho preso io. Ho preso questa qui che è la 01, quella sui toni più freddi. Io l'ho già utilizzata per fare in totale 5 make up e vi devo dire che tra una cialda e l'altra non ho avuto problemi che si sporcasse, che il colore si trasferisse da una cialda e l'altra, per cui non è polverosa né in cialda né sugli occhi. E si è sfumata bene, sono riuscita a sfumare bene i prodotti, mi piace la pigmentazione, per cui se vi interessa nel proseguimento del video potete vedere all'opera tutte e 9 le colorazioni. Io adesso vi faccio vedere anche il rossetto liquido e la matita. Questo sarebbe il rossetto liquido che ha questo scovolino, e mentre la matita sono le classiche matite automatiche di Kiko. E come rossetto, tenendo conto che è già un'oretta abbondante che ce l'ho su, sento un po' le labbra seccarsi. Sarà perché sono abituata ai rossetti in stick che danno meno problemi di secchezza, per cui io ve lo dico che su di me lo sento un po' sul secchino, però vedo anche che non ha problemi di trasferirsi in altre, infatti vedete che non si trasferisce praticamente niente, per cui ha una buona tenuta. E per quanto riguarda gli swatch sia della palette che del rossetto della matita, li trovate alla fine del video. Una novità è questo mascara. Questo mascara, che è quello che ho utilizzato anche nel video, hanno fatto un'apertura particolare, non è il classico tubetto che si deve avvitare e svitare. Questo mascara si deve premere qui sopra ed ecco che si apre, e questo sarebbe lo scovolino fatto così. Vi devo dire che come effetto sulle ciglia mi piace, dà un bello effetto a ventaglio di aprire le ciglia. Per quanto riguarda la chiusura, si deve fare il stesso trattamento, si pigia sopra ed ecco che è chiuso, non si deve ruotare perché altrimenti si rischia di romperlo. Questa è la novità
di questa collezione sull'apertura di questo mascara. Ok, vi ho fatto vedere i 4 prodottini che ho preso, io adesso vi lascio guardare il resto dei video in cui vedete all'opera questi prodottini, tutti e 9 le cialdine di ombretti più mascara e rossetto. Buona visione del resto del video. Prima di tutto vi dico che in tutte le clip che vedrete dei trucchi io metto questo primer di Urban Decay che volevo finirlo, e metto questo qui, Lay Shadow Primer Position Original. Iniziamo. Come prima clip volevo provare a fare la piega su un occhio con questo, sull'altro occhio con questo, e vedere se principalmente questo su di me è troppo scuro o cosa. Parto con quello più chiaro. Beh, devo dire che c'è una bella pigmentazione come colore. Come palette ci manca un panna da mettere eventualmente qui sopra, un panna opaco, però mettendo già il primer un po' si uniforma la palpebra. Allora, diciamo che è sì, me lo vedo, però penso che andando verso l'inverno, se divento anche più chiara di viso, sia un po' troppo scuretto anche questo come piega. Cerco di sfumarlo bene qui nei bordi senza aggiungere prodotto, in modo da avere un po' di colore anche qui sull'arcata sopraccigliare. Nell'altro occhio provo con il colore più scuro e ho un po' di paura perché penso che sia un po' troppo scuro. Beh, pensavo peggio sinceramente, a parte che ne ho preso poco, però diciamo che ci può anche stare. Adesso vediamo che non peggiori la situazione aumentando di colore. Queste sono le 2 pieghe fatte. Vi devo dire che anche questo qui, che mi faceva più paura perché era più scuro, vi devo dire che adesso che l'ho fatta mi vedo anche un bel colore. Su quest'occhio che ho messo questo colore più chiaro, volevo provare a mettere questo shimmer. Lo metto all'inizio qui con il pennello, poi passo a metterlo con le dita. Che abbia un'ottima scrivenza con il pennello, questo sì, perché vedete si vede subito il colore. Lo provo con le dita. Sì, diciamo che come colorazione mi piace, ha una bella pigmentazione e una bella luminosità. Nell'altro occhio, che ho la piega più scura, provo a mettere il grigio, sempre shimmer. Faccio il stesso discorso, prima con il pennello all'inizio dell'occhio, poi passo con le dita. E anche qui come pigmentazione non si scherza, questa è la colorazione grigia. E in questo caso con le dita ho visto più luminosità appena l'ho messo. Come angolo esterno in entrambi gli occhi volevo provare a mettere questo colore che sembra un nero, però visto dalla cialda, guardandolo così, mi sembra più un fumè, un grigio scuro, veramente molto scuro, questo qui. Beh, anche qui come pigmentazione mi sembra che ci siamo. Facciamo anche l'altro occhietto. Ecco fatto anche l'angolino esterno, e questa è la prima clip. Adesso mettiamo mascara e rossetto, sempre dello stesso marchio. Allora, questo qui sarebbe il mascara sempre della stessa
della stessa linea, della stessa collezione, e adesso proviamo a metterlo. Beh, il scovolino ve l'avrò già fatto vedere nell'anteprima, comunque proviamo a mettere questo mascara. È veramente la prima volta che lo uso. Beh, diciamo che tra un occhio senza e un occhio che c'è mascara si vede la differenza, fa un bel effetto a ventaglio, veramente un ottimo mascara. Metto anche sull'altro occhio. Questo è l'effetto con il mascara messo, vi devo dire che mi sta veramente piacendo, e io non sono stata leggera, non ci ho fatto molte passate, però questo è un effetto, se non si vuole esagerare con il mascara, e vi devo dire che mi sta piacendo. Mi allontano l'immagine perché adesso proviamo i due prodotti labbra che ho preso. Allora, prima ci mettiamo la matita, e anche la matita vedete che come scrivenza c'è. Passiamo ora al rossetto liquido. Beh, l'avevo già detto, sono abbinati, le matite e i rossetti hanno lo stesso numero. Ed eccoci qui con questo primo make up realizzato. Anche il rossetto, come vedete, ha una bella tenuta, si asciuga in fretta, per cui dovrebbe stamparsi perfettamente sulle labbra e non perdersi in altre e non essere transfer. Comunque questo qui è il risultato del primo make up realizzato con prodotti della nuova collezione Kiko Lost in Amalfi. E io adesso nella prossima clip, a parte mascara e rossetto che rimangono gli stessi, faccio altri trucchi occhi giusto per utilizzare tutti gli ombretti della palette. Ed eccomi qui per un'altra clip con altri due make up, un occhio un tipo, un occhio un altro tipo. L'unica cosa che ho già fatto ed è uguale per entrambi gli occhi è la piega, che ho utilizzato questo colore più scuro che avevo già utilizzato nella clip precedente. Adesso volevo fare su un occhio questo colore più chiaro e su un occhio questo colore più scuro come shimmer, punto luce, sulla palpebra mobile. Inizio con quello più chiaro. Come nelle clip precedenti, qui all'inizio metto con il pennello, poi al centro ci passo con le dita. Beh, anche questo colore chiaro, che sarebbe questo qui, ha una bella pigmentazione. Come effetto luminoso rispetto all'occhio che non devo ancora mettere qualcosa c'è. Nell'altro occhio metto il colorino, questo qui che sembra quasi un terracotta. Anche questo qui con il pennello adatto, c'è un bel effetto colore, lo prendo con le dita, questa sarebbe la colorazione. E anche questi due shimmer vi devo dire che mi piacciono. Adesso nella parte finale dell'occhio volevo provare a mettere questo colore qui, che non saprei, sembra un marrone bruciato. No, perché forse il marrone bruciato andrebbe verso il rossiccio. Beh, questo colore qui. E anche questo colore non è niente male, è un po' particolare come colorazione, però devo dire che mi sta piacendo da mettere qui nell'angolino esterno.
Faccio anche l'altro occhio sempre con lo stesso colore. Ed ecco fatto anche queste due proposte. Metto il mascara che è lo stesso della clip precedente, il rossetto che è lo stesso della clip precedente e torno. Ed ecco ho messo il mascara anche per queste due proposte. Adesso mi allontano, vi devo dire che questa palette mi sta veramente piacendo. Allora, queste due sarebbero altre due proposte avendo utilizzato degli altri ombretti di questa palette. Io adesso nella prossima clip faccio l'ultimo trucco perché poi avremo utilizzato tutti gli ombretti. Ed eccoci qui per l'ultima clip con questa palette. In questo caso ho fatto la piega con questo colore che è uno dei colori che vi avevo mostrato nella prima clip. Sono rimasta leggera come sfumatura e sono riuscita a creare questo tipo di sfumatura con questo colore. Adesso nella palpebra mobile di entrambi gli occhi metto il colore più chiaro shimmer, questo qui che sembra che è un bianco. Come prima parte messo con il pennello, adesso ci passo con il dito nella parte più centrale. Vedete che quando metto con il dito è più svamp rispetto a dove ci sono passate con il pennello, a parte che forse dipende anche dal fatto che facendoci più passate arrivo alla stessa luminosità. Eccoci qui con questo colore bianco, faccio anche l'altro occhio e torno. Nella parte esterna dell'occhio volevo provare questo colore che è uno di quei colori che ho utilizzato nella piega, nella clip precedente. Adesso volevo provare a utilizzarlo nella parte esterna. Come colorazione mi piace. Ci devo fare un po' di passate, però il tipo di colore mi sta piacendo. Devo dire che l'effetto di questo colore, che fino adesso ho utilizzato anche nella piega, messo nella parte finale mi sta piacendo. Metto il mascara e torno. Ed ecco, ho messo il mascara ed anche questo ultimo make up è stato realizzato. Abbiamo utilizzato tutti gli ombretti e vi devo dire che mi sta piacendo questa collezione, almeno quello che ho preso. Io adesso vi lascio alle conclusioni finali. Avete visto al lavoro questi 4 prodottini che ho preso della collezione, la palette 01, quella più fredda, poi ce n'è un'altra che è sui toni più caldi, il rossetto con matita, rossetto liquido, più il nuovo tipo di mascara con la nuova apertura. Vi devo dire che come prodotti mi hanno veramente soddisfatto, mi piace la texture degli ombretti, sono riuscita a sfumare velocemente e anche bene gli ombretti e i make up che ho deciso di realizzare perché poi le combinazioni sono varie. Ok, io adesso vi lascio alla foto degli swatch di questa palette e alla foto degli swatch della matita più rossetto. Ok, dopo avervi fatto vedere le foto di questi swatch e oltre ad avervi fatto vedere anche un più e meno utilizzo di questa palette, come ho deciso di abbinare questi ombretti, anche perché io l'ho presa questa mattina alle 9:30 questa collezione e adesso sono le 11:30 e vi ho già fatto il video, per cui ho deciso proprio, diciamo, velocemente che combinazioni fare, cosa fare di questa palette, ma penso di avervi dato uno spunto di come più o meno lavorano questi ombretti. Ok, io per anche questa recensione vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!